Il settore termale sicuramente è quello che sta dando più soddisfazioni, anche la montagna se la sta cavando. Francamente siamo ancora sotto i dati del 2019, però insomma dobbiamo tener conto che usciamo da 2 anni difficili. Un primo bilancio tutto sommato positivo, quello che arriva dal settore turistico veneto per queste festività di Natale. Le mete preferite risultano, anche in ottica prenotazioni per i prossimi giorni, le località termali che conoscono un nuovo rilancio e la montagna con gli impianti sciistici aperti, tutto esaurito sulle piste. Anche in Dolomiti Superski si registra in questo momento un tutto esaurito da oggi fino alle fine delle festività, quindi fino all'inizio nuovamente delle scuole, e poi ottime prenotazioni anche nel mese di gennaio, dove di solito viviamo anche alcuni buchi. Montagna vissuta attraverso lo sci ma anche nei suoi rifugi ad alta quota per un'esperienza enogastronomica. Dopo un dicembre partito con i migliori auspici grazie alle presenze per il Ponte dell'Immacolata, pure negli alberghi le previsioni fanno ben sperare. Non tanto questi giorni di Natale, ma più per i giorni di Capodanno e dell'Epifania. Cioè ho notato un po' uno spostamento in là di questo primo scorcio di vacanze. Bene le città d'arte, Venezia e Verona su tutte, grazie al ritorno dei turisti stranieri e a sorpresa arrivano dati positivi anche dalle località di mare. Abbiamo avuto delle ottime performance anche da parte di alcune destinazioni turistiche del mare, penso Caorle e Jesolo in particolare, legate alle attività dei mercatini natalizi. Ma bisognerà attendere prima di tirare le somme. Molti infatti prima di partire aspetteranno le ultime bollette di luce e gas per capire se potranno permettersi qualche giorno di vacanza. Le prenotazioni avvengono sempre di più all'ultimo minuto, all'ultimo momento, proprio perché le famiglie fanno un po' i conti anche con la loro situazione finanziaria e economica. Rincari di luce e gas che pesano anche sulle attività ricettive e sugli impianti di risalita, con costi quadruplicati, a fronte di tariffe rimodulate ma con aumenti limitati per non pesare sui clienti. Diventa dunque fondamentale aiutare le imprese in questo momento particolarmente delicato sia per quanto riguarda il caro bollette, ma anche per frenare l'emorragia di personale dal comparto turistico. Sono tanti gli interventi sui quali il governo si deve concentrare. Noi lo abbiamo ovviamente detto non solo noi come Regione Veneto, ma francamente anche gli altri miei colleghi delle altre regioni, tramite il presidente della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni abbiamo fatto pervenire al ministro Santanchè quelle che sono le nostre preoccupazioni e dove bisogna intervenire.